Sì, siamo venuti a fare qui la partita, l'ho detta già all'intervista infrasettimanale, che dovevamo qui venire per fare punti. Era solo questo il risultato per noi, anche perché così ci porta a 3 punti da loro, sempre aspettando Bacci che dovrà giocare. E niente, io continuo a dire che l'amalgama di questa squadra è arrivata troppo tardi, perché sono 2-3 partite che mettiamo in campo della determinazione e la voglia di vincere, forse perché dobbiamo raggiungere questi playoff, non lo so, ma non lo voglio pensare che sia così, se no mi arrabbio per le partite precedenti fatte forse un po' di basso tono. Se la Pisana giocasse così tutte le partite sarebbe dura per tutti. Guarda, sono sincero, non voglio essere spavaldo, ma con il centrocampista nostro in mezzo al campo, l'11, lavorato, ha fatto sì che, come si dice in gergo romano, mozzicasse le caviglie a Cichella per non fargli fare le sue giocate, che sappiamo che è un giocatore di alto livello. Ci siamo abbassati perché comunque abbiamo dei giocatori molto veloci, quindi nelle ripartenze li abbiamo fatto male. Io veramente oggi non ho proprio da dire nulla, nel piano tattico l'abbiamo svolta nel migliore dei modi, non abbiamo sbagliato nulla e sai che quando hai una rosa del genere con dei nomi importanti e non sbagli nulla è difficile che perdi o pareggi le partite, la puoi solamente vincere. Guarda, ti dico di sì perché comunque loro hanno veramente un calendario tosto, almeno le ultime partite, però dico le stesse cose che ha detto il capitano Cichella, ogni partita è a sé, perché abbiamo visto gli Hammers che si sono risaliti in classifica, che hanno vinto contro proprio la Roma e comunque è una squadra che forse nessuno si aspettava un risultato del genere, però ecco, per far capire che il livello è abbastanza alto con tutte le partite, mi allego insomma a quello che ha detto Cichella, è vero, non sono tutte facili. Poi loro oggi sinceramente non ho visto la miglior Roma, perché io ho un po' di partite che le sto seguendo sugli highlights, anche integrale, perché comunque aspettavo questa partita e mi sono un po' aggiornato per vedere le loro partite, e non è la Roma di sempre, quindi se affrontano le partite come il girone di ritorno, che hanno fatto delle ottime partite, può essere anche dura per gli altri, però vanno a affrontare delle squadre che purtroppo ancora stanno lottando per le prime posizioni e quindi è dura. Per noi sarà diverso, ma ripeto, sono tutti da giocare. Ringraziamo e complimenti a Davide Di Pasquale, allenatore della Pisana Calcio 8. Grazie e in bocca al lupo a voi.